Viva il moralismo in Italia! Buongiorno a tutti e ben alzati, grazie, chi segue questa trasmissione. Ultimamente un po' meno, non so perché. Boh, mi sto chiedendo, guarda, se continueremo a farla o non farla, perché dipende anche dai numeri, ragazzi, perché c'è un calo, sono sincero, non so perché, tanto il mattino, poi il pomeriggio, la sera, il venerdì, ragazzi, intanto fino a fine mese è confermato, però non possiamo vivere in angoscia col dire ci sarà, non ci sarà la trasmissione venerdì, la faremo, non la faremo. Più partecipazione, più animo, più volontà, intervenire ovviamente senza dire sciocchezze, perché le sciocchezze le taglio subito, ve lo dico anche stamattina, chi interviene per dire boiate, ragazzi, qui ho persone serie, le boiate le lasciamo dire in altre televisioni, con altri personaggi. Qui ho persone serie e persone che devono raccontare i fatti essenziali della vita contemporanea, no? Del nostro oggi. Notizie oggi è il titolo. Dici, ma sono di ieri, ma valgono oggi perché appaiono a prima mattina, siamo qua per raccontare insieme. Abbiamo Raffaele Padrone, ragazzi, è Raffaele Padrone. E c'è un errore qua, hanno messo Luigi è D'Agro, Raffaele. Luigi mio fratello. Esatto, Luigi Ture. Raffaele Padrone che fa parte del sindacato di polizia. UGL Polizia di Stato. Sì. UGL Polizia. UG? L, Unione UGL. Generale Lavoratori della Polizia di Stato. Ecco, UGL, lo diciamo anche ai nostri operatori in TV, UGL, Polizia di Stato. Dovrebbero essere Che tra abituati. l'altro avete dei grossi problemi anche, enormi problemi. Enormi. Sai, io non faccio la politica, la seguo come tutti, ma non faccio politica, sono staccato da questa cosa, per me destra-sinistra. Ma il problema è che se stiamo perdendo tempo ancora a costruire, fare, decidere leggi su gay, no gay, sentivo stamattina venendo qui in studio, invece di pensare a far fronte a problematiche legate alla sicurezza, abbiamo un'invasione di centinaia di migliaia, di milioni di gente che arriva chissà da dove, anzi purtroppo si sa da dove e non sappiamo chi sono, e questa è la differenza. Certo. Perché gente che arriva da posti di guerra non ce ne sono. Eventualmente arrivassero da posti di guerra, lo vediamo tutti i giorni, arrivano solo ragazzi forti, anziani non arrivano, donne non arrivano, sì, insomma, voglio dire, arriva qualcuno. E quindi chi dovrebbe fare la guerra non sta nel loro paese, ma non arrivano da lì, perché noi abbiamo afghani e pakistani in Italia, glielo dico io, che qua insomma è zona di confine e la regione da cui io arrivo è il Friuli Venezia Giulia, quindi tensioni ai confini li abbiamo visti anche l'altro giorno, ma ne parleremo. Però voglio dire, non arriva un siriano, perché chiaramente la Germania l'ha detto, io voglio solo gente culturata, a voi la fece, questo è. La cosa che mi conforta, diciamo, perché noi Bruno, è da anni che parliamo, che attacchiamo, che cerchiamo di far aprire gli occhi ai cittadini, anche se sono dormienti ancora, perché dormono, non magari i nostri, quelli che ci seguono, ma proprio a livello nazionale, ed è una tristezza. Mi sono accorto ieri, dopo la fine della mia trasmissione di sport che faccio il martedì, torno a casa e guardo più che la 3, io guardo, mi sta piacendo sempre più ultimamente, come si chiama quello che conduce la trasmissione sulla 7, insomma, che faceva ballare. Floris, mi sta piacendo. Ho visto anch'io un po' ieri sera. Un po' è cambiato, nel senso che... Poi comincio a grattarmi e smetto. Ecco, vabbè. Comunque voglio dire, finalmente incominciano a parlare di situazioni così come le affrontiamo noi. Mi è stata mandata, poi passo la telefonata, sul Messaggero Veneto c'era scritto, insomma, è successo a Pordenone, avevano fatto un convegno e dovevano essere presenti tutte le autorità perché
si doveva parlare per esempio di integrazione, tanto per intenderci, non so se avete avuto modo a me è arrivata ieri sera e stamattina l'ho stampata, le istituzioni italiane, locali di Pordenone sono state snobbate. Perché? Perché c'era il vescovo ed è rimasto solo, c'erano le varie autorità, gli inviti erano dell'Associazione Culturale Islamica. Signori, il vescovo è rimasto solo, nessuno si è presentato. Sai cosa hanno risposto? Rifaremo il convegno. Ma questo vuol dire, ma cosa mangiate? Pasta e fagioli, dicono qua in dialetto veneziano. Ma dovete vergognarvi, se questa è integrazione, perché noi non si resti, come si dice, razzisti, potete aiutarci a risolvere il problema fuori dalle balle. Andate via dall'Italia e risolviamo il problema del razzismo. Non è cattiveria questo, professore, che lei ogni tanto mi rimprovera per la mia veemenza. Io lo so che lei mi rimprovera qua, però la telefonata di stamattina di Anna, più questa moschea e polemica sul vescovo lasciato solo, e aveva aiutato anche a fare questo il mio amico di Pordenone, Tair, che aveva organizzato anche il convegno, e queste non si presentano. Il presidente Perneda, vi ricordate? Doveva essere la premiazione poi, la cerimonia di premiazione, no? Che era la quinta edizione premio di laurea dedicato a Neda Aga Soltan, e non si presentano. Cioè è una cosa vergognosa insieme a tutti gli altri. Siamo vittime e servi del popolo straniero. Una volta diceva il Piave Mormorò non passa lo straniero, e dicono oggi Renzi è la cosa, Mormora e la Boldrini, avanti popolo, avanti popolo. Oh no. Per esempio, tu che Raffaele Padrone sei stato a Pordenone, hai seguito questa storia di questo flop dell'incontro in moschea? Sì, l'avevo letto inizio settimana, credo sia successo sta cosa. Ecco, come può succedere in una civile... Ma non è solo questa, guarda, io ti dico anche un'altra cosa. Tempo fa l'imam pordenonese, che si dichiara imam pordenonese, Sì. addirittura ha detto... Che non so come si chiamano sì, e no, non mi no, interessa. non mi interessa. Non mi interessa, Ho non mi visto interessa. passare delle immagini, e questo, ritorno sul tema chiaramente mio, della sicurezza, diceva dovete stare attenti, dovete fare così, dovete comportarvi così. Cioè questa gente, oggi mi pare di dare l'assist qua a gente agguerrita, ma voglio proprio essere colui che passa la palla a chi può gridare diversamente da me. È questa persona che minacciava, state attenti, potrebbe succedere. Cioè, Chi è questo? Questo sono l'imam che poi non si è presentato. Ahmed Erraio. Ahmed Erraio. Quindi Quello ha detto, tra l'altro, scusa, dice non potevo partecipare al convegno, dice fermiamo la violenza, perché io ho lavorato. Sì, Perché gli altri, scusa, hanno mollato, perché c'era questo convegno per voi, per fare integrazione. Il problema... Perché gli altri che fanno in Italia? Si menano e si grattano la barba? Non ho mica capito. Ma io... Ma che mamma dici? Prego. Vedi Monaco, il problema sta proprio in questo. Questa è gente che viene a comandare nel nostro territorio, viene a mettere paura nel nostro territorio, e questo è il problema, è che noi abbocchiamo, ma non noi persone, cittadini, noi politici abbocchiamo. Il problema è che si fanno i politici, cosa fanno? Cosa fa questo governo? A spese di chi? Di nessuno, taglia sulla sicurezza italiana, taglia. E poi vi Non prendete posso- botte da oro taglia, dappertutto. taglia, benissimo, taglia, non si possono mettere strumentazioni agli aeroporti, hanno fatto anche un servizio alle Iene, ma sono cose vere, non ci sono. Allora, ci sono le apparecchiature che non si possono acquistare perché in Italia, attenzione all'italiano però, non si possono applicare perché queste possono? acquistare Perché? e quindi perché rallenterebbero
il flusso delle persone. Voglio dire che si sono lamentati, come nei controlli, nei posti di blocco, si sono lamentati che se metti questo sistema di controllo digitale, come negli altri Stati Uniti, in altri Stati, l'italiano si lamenta perché è soggetto a un controllo, è chiaro, io devo prendere l'aereo, devo essere a Milano, devo essere a Torino e lei mi fa perdere l'aereo. Quindi ci sono anche delle situazioni che essere sul posto, noi che siamo in prima linea, gente che si lamenta perché la stai controllando, perché gli stai facendo perdere il treno, l'aereo. Nei posti di controllo in strada lei non ha idea cosa succede. Il problema è che non possiamo denunciare nessuno. Cosa gliene frega di essere denunciato? Qua il collega diceva vado lì, spacco la porta. Guardi, l'unica cosa che le possono fare, se fanno una querela di parte, le fanno pagare la porta. No, ma l'ho già fatto. Quindi non è che parlo del... Sì, ne trovi una a pochi soldi. Sì. Questo è il Me la problema. porto io, me la porto sul Questo furgone, è il capito? problema. Invece dobbiamo stare attenti perché ormai sono entrate tante persone. Allora qualcuno della regione Friuli Venezia Giulia, bene, ha detto che io uso termini sono cattivo perché non voglio usare il termine. Ha detto Troppo che violento. io parlo di invasione, ok? Vabbè, io gli ho risposto a questa persona, bene, arriva tanta gente in Friuli. Sappiamo però, attenzione, che abbiamo 10 confini in Friuli Venezia Giulia, di cui 3 nazionali, internazionali, chiamiamole come vogliamo, di grossa importanza. Bene, noi abbiamo 4 uomini e 2 macchine che girano a fare i controlli. Dove sono gli uomini che ha promesso Alfano per i controlli ai confini? Ridicoli. Questo lo Confermo, sono un tornato ispettore di 15 polizia, giorni fa insomma, lo dalla dice, Serbia, controlli dal Raffaele confine Padrone. serbo-croato, controlli dal confine croato-sloveno, arrivi lì a Trieste. Ma dove li trovi gli uomini? Scusami, Cioè, dove li proprio trovi? No, c'erano i bivacchi, Dove li trovi gli uomini? Dove li trovi gli uomini? Perché Raffaele- i tagli alla sicurezza, gli ultimi sono 4.000 miliardi di tagli. Io Questo è non il so problema. se i dati che sto dando sono correttissimi, però mi pare di aver letto. Noi trasmettiamo da Padova, anche se ci rivolgiamo a tutta Italia, ma Padova è una città normale, mi pare di 220.000 abitanti. Di stanza a Padova ci sono 1.500 circa agenti di polizia di Stato. Se non sbaglio, ma può darsi che mi sbagli, di notte c'è 1 o 2 volanti che girano per Padova. Certo. 1.500 agenti, 1 o 2, magari qualcuno mi correggerà, non E è che sia verbo il mio, no, ma però mi pare di aver letto una roba del genere e di averlo detto anche un tuo collega, il quale ha detto è proprio così. Ma allora A voglio volte dire, abbiamo non anche è- una Raffaele- macchina e Raffaele, mezza. Non è questione di uomini, è questione di come vengono impiegati gli uomini, No. perché se arriva Bruno Vespa qui e arriva con la macchina con il lampeggiante blu sopra e con uno che guida la macchina, secondo me, mi sbaglierò sicuramente, ma può darsi che sia anche un agente di polizia, perché una macchina privata non può avere il lampeggiante blu, giusto? Certo. Ecco, funziona così. Se arriva qua Alfano, visto che tu hai citato Alfano, Alfano verrà con Beta, 40 Gamma, persone di scorta. È ovvio che se tu metti la scorta alla Maria Elena Boschi, la scorta al marito della Guidi che si faceva gli affaracci suoi in Basilicata con l'aiuto della moglie e con il tacito consenso della Maria Elena Boschi che ha trovato Renzi l'altro giorno, sembra che gli abbia detto «Oh Matteo, ma è più onesto il mio babbo o il tuo babbo?» gli ha detto. Allora sono stati lì 10 minuti a cercare di capire chi era il Mi più risponderai onesto dopo dei perché so due che c'è una bandi. telefonata. Ma Trovami Dio, un guarda. prefetto che non gli metta il servizio di scorta. Pronto? Trovamelo. Pronto? C'è una notizia che vi aggiungo, tanto per concludere l'argomento di Pordenone, che è stata veramente una iattura, credo, fra questi due, no, Sì. diciamo, onnipotenze, insomma. Io credo, pensate, Che chi sono le Onnipotenze. No, per capire. l'imam
È un'onnipotenza. È il vescovo. È un'altra onnipotenza. Dal punto di vista religioso. Non so, lei che è un cultore della lingua italiana mi deve spiegare cosa intende per onnipotenza. Potenti, volevo dire. Ah, Molto potenti. 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 Onnipotente che vuol dire che sono presenti anche dappertutto, insomma. No? Parlo di Pordenone, Allora, sapete cosa ha risposto l'imam? Dice, mettiamoci una pietra sopra. Tanto, dice, la sala era semivuota e non si fa un convegno là, tanto, dice, per accogliere il vescovo di Pordenone, Monsignor Giuseppe Pellegrini, il prefetto Maria Rosaria Laganà, il procuratore Marco Martani e gli altri ospiti, ma solo per causa di forza maggiore. Dice, organizzeremo un altro incontro fra qualche tempo in moschea con le autorità italiane. Ma guarda che non Questo è vuol colpa, dire, non è colpa dell'imam, ma non c'entra. Ma voi continuate a prenderla con i musulmani, con l'imam. La colpa è degli italiani che danno spazio. Io mi ricordo 6 mesi fa il vescovo di Padova, tanto per non fare nomi e cognomi, Monsignor, come si chiama? Cipolla mi pare, che disse più o meno, ma se crea disagio ai musulmani, noi siamo disposti a togliere i presepi. Allora, se tu dici una volta, ti sta bene che non vengano i convegni, che dicano quello che vogliono, che li minaccino. Siamo noi deboli, non loro forti. Hai capito, Vito? Sei noi a dar spazio a sta gente qua, dimostriamo sempre di più la nostra debolezza. Io non voglio essere diverso, superiore, inferiore a loro. Io faccio la mia vita qui in Italia, loro vengono qui, se vogliono, se sono in regola con i documenti, rispettano le leggi e non mi rompono i maroni. Questa è la realtà. Il fatto che noi ci dimostriamo sempre, scusate, volete integrarvi, io vorrei darvi una mano, ma volete che togliamo il presepietto? Vi dà disturbo la canzoncina di Natale? C'è stato mio figlio quando faceva le elementari, per cui qualche anno fa, 4-5 anni fa, che a Natale non hanno cantato le canzoni di Natale in una scuola di Padova perché disturbava gli islamici. Non sono loro forti, Vito, siamo noi pecoronacci, pecore. Io ammiro questo signore che ha appena finito parlato in questo momento, sì, Bruno lo ammiro Cesare, proprio, ma lo ammiro. Vabbè, Lo ammiro perché, detto questo, veniamo, dica la sua. detto questo, volevo parlare per i servizi sociali che siete intervenuti prima. Io sono stato ai servizi sociali, c'ho un bambino disabile e mi hanno denunciato perché ho alzato la voce. Non so se mi ha capito, sono andato a chiedere i miei diritti, perché in una famiglia, quando una moglie lavora, un marito non lavora, non viene pagata dalla scuola, perché mia moglie sono 4 mesi che non prende lo stipendio dalla scuola pubblica, lei mi deve dire in una famiglia, per l'orgoglio, per i figli, come si può vivere. Io vi ringrazio e viva questa trasmissione che lei fa. Grazie, ciao Vito, dice il mio amico Sumaya Abdel Kader, spero di leggere bene perché qua, Egiziano. Figlia di immigrati giordano-palestinesi, fondatrice dell'Associazione Giovani Musulmani d'Italia, candidata nelle liste PD a Milano. Sapete qual è lo slogan? Milano guarda avanti. Te la dico alla Peppino De Filippo. E ho detto tutto. E qui dice, ti chiedo di leggere anche la massima seguente. Meditate gente, meditate, ma non troppo. Vito, scusa, ma ritornando al discorso qui dei musulmani, che io sono d'accordissimo con Cesare, cioè vivendo e lavorando e girando nei paesi islamici, che li trovi del Nord Africa, oppure ti dico anche di repubbliche ex sovietiche che adesso sono indipendenti, di religione islamica, io non ho mai avuto i problemi che ci sono qua, sinceramente, perché il fondamentalismo viene qua da noi, cioè da loro riescono a gestirlo in una maniera impressionante. Io sono stato in Marocco ultimamente per lavoro, ma pazzi che vanno in giro a rompere le scatole come qua, cioè là non ci sono, hanno un controllo del territorio di queste persone qua in Marocco, che sono loro stessi ad espellerli quando succedono qua. o a digerirli nel deserto, cioè li portano a fare un giro nel deserto, mi hanno detto la polizia, se li caricano li portano un attimo a fare un giretto nel Sahara, poi magari qualcuno si perde e non torna più, cioè hai capito? Qua invece, ma questa è proprio la natura nostra e lo sbaglio di questa
questa confessione nostra dell'amiamoci, vogliamoci bene, i nostri fratelli, buttiamo ponti dappertutto, questo Papa che non so se ha un'impresa edile e che vuole costruire ponti dappertutto, via i ponti, tanti ponti, giù le porte, no ai muri. Ma io, cioè veramente sono sconvolto da questa cosa qua. Quindi questi personaggi che arrivano qua, che sono quelli che là non li vogliono, perché proprio li invitano, andate via. E non li riconoscono quando mi non li permetto di riconoscono. intervenire. Quando ci sono le commissioni europee e che devono controllare, Va devono bene, verificare, voglio non ricordare li una riconoscono. cosa. Cioè, quindi siamo noi che Sintesi. subiamo queste cose qua. Sintesi, per favore, sintesi. Di assistere, grazie di assistere. Questo mi piace. Non vorrei essere banale, però quello che sta succedendo tocca a tutti, particolarmente le persone che sono coinvolte in prima persona. Va bene. Cioè, chiedo scusa per il gioco di parole. Comunque, io abito a un tiro di schioppo dal Cara, famoso Cara, e lei penso sappiate tutti quello che sta accadendo. Praticamente passano per bari questi delinquenti che si arruolano, poi pretendono le moschee, che sono covi di insegnamenti malvagi, di cattiverie. Noi stiamo dando troppo, stiamo sopportando tutto, perché queste persone non potranno mai diventare persone, perché sono personaggi fuori dalle regole. Come lo è diventata l'Italia, perché è gente agguerrita che non cerca altro che lavoro, e in che modo? Io vedo le donne del PD, mi fanno venire il voltastomaco, chiedo scusa per la parola, però è una guerra continua, Ma lei è litigano, non fanno altro che litigare. Valeria, ma lei non è pugliese, Bari. È Sono di Bari, sono vissuta fuori perché mio marito era in polizia. Ah, ho capito, che sento la Polizia di parola non Stato pugliese. ed è morto qualche anno fa. Quindi Valeria, un abbraccio. sono rimasta sola, conosco io i sacrifici. Tutti li I sacrifici dei poliziotti li conosco io. Ma adesso le dirò una cosa anche sui poliziotti. Grazie Valeria, attenzione, ve la dirà anche il professor. Vi dico soltanto, dice una signora, ho seguito i dibattiti alla Camera sulle unioni civili. Questo vogliono, Dio buono, questo è l'argomento più essenziale oggi, le unioni civili, cari. Oggi bisogna che si discuta di questo anziché parlare della povera gente che sta morendo di fame, capite? Allora cosa ha fatto la ministra Bolchi? Ha schernito i deputati con sorrisi ironici e si è allontanata dalla Camera. Da letto. Quale Camera poi non Per lo so. sempre o per... Per sempre? Per sempre, No, c'è scritto. No, solo... momentaneamente. Però non è, diciamo, la bastone, come si dice, la bastonata è anche la carota ai poliziotti. Quanti sindacati abbiamo di polizia, professore? Beh, glielo dice lui. Quanti ne avete? Ne abbiamo 5 rappresentativi. No, 10. No, allora i Sono sindacati 10. sono... Io lo dico 10. io. No, allora i sindacati... Allora, Sono 10 sindacati. Quanti sono in permessi sindacali? Quanti di voi? no, allora il permesso Ragazzi, meno sindacati, No, meno no, e guarda. più partecipazione. Ogni giorno nasce un sindacato, basta. Uno Sì, o due. ma ne basta. ne può Anche nascere... voi, non poliziotti, sono... Ma allora, anche voi. parliamo di sindacati di Vi polizia o siete proprio associazioni di polizia? assuefatti a questo malessere della... No, Come guardi, allora Come no? le spiego subito. Innanzitutto noi non abbiamo un'indennità che hanno i sindacalisti, cioè quelli CGL, CIS, WIL, quelli che sono. Bisogna chiarire A me interessa immediatamente. chi è in servizio. Bisogna chiarire immediatamente. E comunque non ci sarebbe bisogno di un sindacalista se la nostra amministrazione si attenesse a quelli che sono gli accordi presi, cosiddetti accordi nazionale quadro. Invece dobbiamo lottare ogni volta per ottenere i nostri diritti, e questo è il problema. Poi noi non prendiamo assolutamente una lira perché facciamo questa attività, non la facciamo, e in ogni caso facciamo questa attività ma andiamo in strada. Noi facciamo il cosiddetto doppio lavoro, ok? Cioè non è che noi abbiamo l'astensione del lavoro per non essere in macchina,
attenzione, Cioè- perché noi facciamo le notti, facciamo le Io aggregazioni, vorrei- facciamo gli accompagnamenti Raffaele, e facciamo i sindacalisti, Raffaele, che io non ci voglio- sarebbe bisogno se Anche l'amministrazione da parte vostra, facesse voglio il loro fatti, dovere. fatti, Invece no, fatti. no, non è fatti. Non parole. Non è fatti, perché continuano a tagliare sulla sanità, sulla scuola e sulla sicurezza. E poi Sulle pensioni, su questo, tagliano ma vengono a piangere. Non tagliano A loro. lui diceva bene, poi attenzione che i deboli siamo noi, non sono i forti loro, perché gli dicevo prima, i cittadini poi parlano, nessuno ha votato. Lei adesso guardi nelle amministrative che ci sono locali, al sindaco, nessuno ha votato quel sindaco, nessuno ha votato quel ministro, nessuno ha votato, giustamente neanche Renzi è stato votato, però nessuno ha votato nessuno. Questo dà fastidio, nessuno alla fine, e tutti i partiti hanno vinto, perché guardi che quando alla fine della giostra tutti hanno vinto. Pronto? Ok? E poi do la parola al professore. Pronto? Io sono un osservatore della natura. Questi farabuti qua scuotono l'albero perché noi ci spostiamo il nostro vedere verso gli immigrati, verso questo o quell'altro, ma che ci frega a noi naturalmente è la finanza. Mi spiego. E il Presidente della Repubblica, visto che l'articolo 47 difende praticamente nella Costituzione, difende naturalmente il denaro, dov'è? Grazie. A lei, buona giornata. Prego, professore. Una cosa a questo signore. Il prodotto interno lordo mondiale è 75-77 mila miliardi di dollari. C'è un circolante che senza i derivati è 9 volte superiore. E coi derivati si parla addirittura di circa un 17-18 volte superiore, che vuol dire che se prima hanno attaccato, se la finanza buona o cattiva ha attaccato gli stati, poi ha attaccato le banche, adesso attacca il risparmio. E in modo particolare in Italia, dove il tema del risparmio è l'unica fonte di salvezza per far quadrare i conti. Tenuto conto di questo, però, vorrei dire agli ispettori di polizia, o meglio, fare un quadro sulla polizia. Questo è un paese che per anni, per esempio, era in sanzione disciplinare nei confronti della UE perché aveva numeri di pronto intervento superiori rispetto alla media del mondo, perché 112, 113, 115, 117, 118, 119. Perché? Perché c'è una proliferazione di aree che in qualche misura si sormontano a vicenda, si da determinare il paradosso che in questo paese ci sono 519 o 526, non so, agenti ogni 100.000 abitanti. Al contrario di quello che capita in Inghilterra, dove sono 189, in Francia sono 240, in Germania 230. Qui di fatto noi abbiamo troppi agenti e quindi gli stipendi, o meglio le risorse, vanno per gli agenti, non tanto per intenderci la sicurezza del paese. Scusi, professore. Lì il problema è che voi dovete fare un'autoriforma molto attenta, cominciando a vedere dentro di voi come accorpare, come sistemare le cose, perché funzionalmente il paese non è che manchino i soldi vengono utilizzati assolutamente male. Dico questo perché riguarda anche la scuola come riguarda la sanità. Il più delle volte il problema di fondo è che nella sanità sono i medici o gli infermieri che valgono di più del malato. Nella polizia sono più i poliziotti rispetto ai cittadini da difendere. Nella scuola non sono gli studenti che sono al centro, ma sono gli insegnanti. E dobbiamo rovesciare questo e devono essere fatte autoriforme vere e proprie, perché per esempio pensi un attimo che c'è nell'Associazione Comuni d'Italia, ci sono già 2 altre sigle per i piccoli e medi comuni, si sono divisi perché i piccoli comuni da 300 anime che non vogliono mettersi assieme ad altre cose, 8.250. Noi non riusciamo più a competere in niente. Bene. Perché abbiamo frammentato drammaticamente e le risorse del paese buttate in giro senza avere massa critica e funzionale. Dice, poi passa la telefonata. Pronto? Pronto? Chi è?
Sì, buongiorno, Vittorio Mella. Chi? Mi chiamo Vittorio Mella, Da dove chiama? da Pordenone. Dica, signore. A proposito, in quella zona, Friuli Venezia Giulia, provate a seguire la nostra radio che è stupenda. 101 900 90 400, sì. È Radio Ok. Canale Italia. Radio Canale Italia, ma comunque mia mamma l'ascolta sempre la televisione. E Comunque. fate pubblicità per questa radio anche, dai, scusa, faccio Ok, un po' benissimo, di interesse, grazie. dai. Dica. Sì, Dica. sono in diretta? Sì, è in diretta. Perché Dica. sto sentendo. Ah, ecco, io volevo sapere, siccome ho sentito l'intervento del un altro ospite, no, che parlava di troppi poliziotti, volevo capire, cioè, volevo sentire la risposta del rappresentante sindacale dell'UGL Polizia. Ecco, tutto lì. Grazie. Arrivederla, buongiorno. Buongiorno. Io dicevo prima, e credo di essere andato in diretta, Sì, sei andato in diretta, Ecco. e lui era andato in bagno forse. Ecco, Non ho la, sentito. la situazione è questa. Allora, innanzitutto il Non ti numero... ripetere, l'hai già detto. però dai. L'hai già detto, devo no? dire. Allora Ripetere faccio un'altra... Juvat, sed stufat, attenzione. Attenzione però che il discorso sicurezza non stufa mai, perché quando la gente ha bisogno chiama il 112, 113. Do una risposta al professore. Caro professore, io non so quali numeri, chi gliel'ha dati o dove li ha letti. Vorrei sapere una delle due cose. Eurostat. Guardi, lasciamo perdere l'informazione, perché No, non gli è- mancano in Italia. Professore, io non ce l'ho con lei, perché lei scusi, dice quello che legge. Scusi, Eurostat è quell'organo Sì. di rilevanza europea come Sì, l'Istat sì. italiano, su cui si fondano tutte quante le ragioni per l'aumento degli stipendi, per l'inflazione, per la Sì. deflazione e quant'altro. Sentendo chi scrivono. No, hanno tutti i dati e che raccolgono. Ma i dati, non parliamo di dati. Io non c'è, guardi che io Guardi, io mi lei al scaldo Viminale, perché sono peggio dei due signori qua, io sono peggio. Al Viminale questi dati li hanno. Questi dati che danno il Viminale sono i dati quali ad esempio che diminuiscono i furti, i reati in Italia. Sono i soliti dati che dà qualcuno, non li dà il poliziotto, la questura. Sono E veri? se li dà- Sono veri? No. non sono veri, perché lei se gli rubano la bicicletta, Non se le vale. rubano la bicicletta, è stufo di andare a fare la denuncia perché tanto è tempo perso. Dopo voglio dire Questo qualcosa pensa il anch'io, cittadino. Per noi poliziotti magari una denuncia in più potrebbe essere interessante per un'attività particolare di indagine. Però le voglio dire che quei dati sono falsi. Mancano 22.000 poliziotti, ok? Quando ci siamo arruolati negli anni 80-70 eravamo circa 160.000 poliziotti e tanti meno carabinieri. E ripeto, lei non è del mestiere e Non lo quindi sa. si fida di una ente È vero che dice bisogna andare con i poliziotti per capire lo sfascio. Caso concreto, attentato in Belgio, giorno dopo aeroporto del nord, con voli per Marocco, 2 poliziotti soltanto. Scorta allo stesso aeroporto per Renzi 50 persone per il suo entourage, totale 100 persone. Scorta il Marco Biagi, 0 agenti. Ma perché Renzi lo vogliono tutti abbracciare, Vito? Tutti quanti sono entusiasti di lui, allora Pronto? per tenere lontano i fans Ma è questo, servono è questa tanto la Vito. gravità. Allora, ricordatevi alle 8, se volete seguirci, cambiate, andate sul 283, chi è su Sky, 913, non si muove, resta lì perché andiamo fino alle 9. Adesso siamo già sul 15 nel Veneto e basta. Alle 8, 283. Sono stato chiaro? Mi permettete di fare gli auguri a mio fratello Stefano? Tanti auguri, Stefano. Stefano, auguri, buon compleanno. Auguri. Compie gli Veramente anni di oggi. cuore. Veramente di cuore, lui sa perché. Grazie. E anche mio nipote Nico, perché guarda, Nicone dico io, compie anche lui qualche anno. Però buon compleanno mio Per nipote. risparmiare avete fatto tutta una data? Com'è Monaco? E mio fratello Antonio che ha pensato di suo faccionasse lo stesso giorno che nasce. Per mio risparmiare fratello tutti lo Stefano. stesso giorno. Qualche anno Una fa. torta per tutti. Auguri. Poi ci sentiamo per telefono. Pronto?
Pronto? Proprio centro-centro. Una mattina torno dalla spesa, mi viene il negrone vicino, alto 1,90 m e anche più, giovane, ben vestito, incomincia a tirarmi il braccio dicendo: tu ricca, tu bei vestiti, io ho fame, io povero, io ho fame, io povero. Poi incomincia a strattonarmi, ma di brutto, io sono pure magrolina, sono anche anziana. Fatto sta che questo, a un certo punto allora io ho attaccato a urlare: aiuto, aiuto, chiamo i carabinieri. Là erano tutto pieno di vecchietti che non capivano niente. Insomma, fatto sta che questo, quando io ho detto carabinieri, ha mollato il braccio e mi ha detto: io a te taglierò gola. Non le dico la paura che io ho preso, io a te taglierò gola. Dopodiché mi hanno detto di alto, ben robusto, ben messo. Sono andata dai carabinieri a denunciare il fatto e mi hanno detto: signora, ma lei lo ha riconosciuto? Ma come faccio io a riconoscerli? Sono tutti uguali, sono tutti uguali, tutti ben messi, muscolosi, neanche magrolini, patiti. Ha capito? Ho preso una paura, avevo il terrore di uscire di casa. Anna Caro Maria. Vito, un bacione grosso, auguri per la sua salute. Arrivederci. Sto bene adesso, sto bene. Io volevo Sono dire- in forma. interve- Dopo ti do la parola, perché interve- c'è un pensierino anche per D'Agro che mi ha scritto rapido. No, perché devo essere rapido solo Tutti io? rapidi, dai. Stamattina non mi piaci, te lo Dai. dico, te lo dico, non mi piaci. Dai! Senti Perché, un po'. perché ti ho detto che sei da spasso. Sì, Sì. La verità fa male. la verità fa male. Stamattina non piaccio perché Due io cose. pungo. Dimmi, Scherzo, lo sai, ti voglio bene. dimmi. Volevo dire questo alla signora, l'ha detto lei. Primo, se arrivavano i poliziotti, i carabinieri, non avrebbero risolto nulla. Sa perché? E ho chiuso, visto che tu vuoi essere là. In Italia manca la certezza della pena. E perché non non gli fate fai nulla? niente. Perché non fate nulla voi? Ma io? C'entrano Ma niente io loro, poliziotto? Vito, dai, cosa Ma io c'entrano? poliziotto? Che se Come- ha manetto uno sbagliato, come mi denunciano. sindacato. Mi denunciano perché i signori politici, dico politica, ma dico questo governo, questo dà, se ammanetti uno in malamente lo ti denunciano e guarda caso vai in magistratura e il magistrato gli dà ragione. Puoi sederti che ti devo ammanettare? Bene, sappiamo, io l'altra settimana ho fatto un intervento ed ero fuori servizio e sono sindacalista, vedi come sono professore. Il giorno dopo, questo aveva rubato, il giorno dopo era fuori, la mattina seguente ha fatto un altro furto in un altro negozio. L'hai preso? Allora, no, perché non posso girare per i negozi, cosa dici? Non ho i soldi da spendere nei negozi. Ma è questo, manca la certezza della pena. Tu guarda quello che è successo al Brennero, ne parliamo dopo. Sono già fuori, mentre i colleghi sono ancora lì in ospedale e le cure mediche non gliele paga nessuno se non di tasca propria. Guarda, questo è Vangelo, Dai, Cioè, tu dai, puoi fare come i dati, ma quale dati? No, ma Caro professore, quali dati parliamo? Raffaele. Di quali dati? D'Agro, Sono no, o non sono un grande provocatore? no, ma D'Agro ha ragione Ti ammazzo quando a te. D'Agro ha ragione quando parla di riforma, però se la riforma, magistratura sì, dai. Ti do io la riforma. No. Devo provocarvi, devo La Costituzione, far svegliare ma la che gente che è a casa. Costituzione? Attraverso la provocazione a voi altri si svegliano a casa i Ma dormienti. chi ci deve ascoltare sta dormendo e non gli vanno a rubare in casa perché sotto c'è una camionetta dei carabinieri della polizia Ci che gli ascolta. guarda l'appartamento Ci e i ascoltano. numeri che dice lui sono falsi, ma non perché lo dice lui, chi li scrive sono falsi. Però vedi, riceve i complimenti, bravissimo D'Agro. Bravissimo da L'ultima guerra sarà per l'acqua, motivo per cui quasi l'acqua. tutte le nostre fonti mediterranee sono state acquistate da multinazionali straniere. Che mio marito sa cosa mi diceva? Che quando allora mio marito stava alla giudiziaria, c'aveva la placca, andava in borghese, il poliziotto che ha capito che cos'è. Quando arrestava qualcuno, andavano dal giudice, dovevano dire come l'avevano arrestato e perché. Diceva mio marito, se non siamo attenti noi andiamo dentro e loro escono fuori. Brava signora. E poi voglio dire ancora un'altra cosa. Questi poliziotti
perché la scusa, sono un po' emozionato. Tranquilla Angela, tranquilla. La maggior parte oggi questi poliziotti, come pure mia figlia che è laureata in scienze politiche, voleva andare, mio marito disse di no, perché non voleva che la figlia che ha corso il pericolo come l'ha corso lui. Mio marito ha avuto medaglia d'oro, medaglia d'argento, perché era un uomo in gamba, senza offendere i poliziotti di oggi. Questi poliziotti di oggi sono tutti laureati. Tutti bravi, tutti diplomati. E poi io devo vedere che un laureato arriva un cretino come Renzi, si deve mettere sull'attento tante volte, ma per cortesia io mi sono messo un laureato a questi cretini. Oggi sono tutti laureati. Oggi stamattina voi a Canale Italia avete tutti i cervelloni, un bacio a Cesare. I cretini e gli ignorantoni deficienti non Grazie Angela, grazie. Allora, quando si dice che molti ditemi vengono anche se qui, c'è una risoluzione a questi problemi, come fare per risolverli. c'è un problema, che noi abbiamo una maglia di codice civile, maglie larghe, e anche quelle penali, e c'è la cosiddetta internazionale del crimine che viene facilmente in Italia perché sa che in Italia non paga. Quindi da questo punto di vista il mondo romeno, albanese, serbo, croato e quant'altro sanno che possono fare quello che vogliono qui. Sto pensando sempre a quella macchina gialla che sfrecciava contro, non abbiamo saputo più niente se non che è stata bruciata, però voglio dirvi, no, c'è un'impunità di fatto qui nelle maglie delle cose. Diceva giustamente il poliziotto, non c'è certezza di pena, ragazzi, è la ma io verità. faccio una considerazione, proprio ecco dove va fatto il sindacato. Certo. Qui va fatto sindacato vero e profondo da parte del mondo delle forze dell'ordine, e cioè dare dignità al loro lavoro, perché la dignità del loro lavoro è che quando colgono sul fatto, comunque reprimono dei fatti delittuosi, devono vedere conseguentemente anche il vantaggio che ne trae il loro lavoro. Pronto? L'hai detto tu, no? Pronto? Buongiorno. Chi è? Mi chiamo Franca e telefono dalla provincia di Modena. Mi dica. Volevo alleggerire un po' tutta la situazione. Avrei una domanda da porre all'ispettore polizia, se sa darmi la risposta. Sì. Perché dopo i 60 anni non si può far guidare un ragazzo che ha il foglio rosa? Fanno lavorare le persone Dopo quanti anni? È vero. 60 anni. Non puoi Vorrei dare sapere lezioni di perché. guida. Non puoi Perché dare lezioni di 60. Cioè, nel senso che non può fare l'istruttore di guida, cioè Sì. fare... Appunto. Fanno lavorare fino a 70-75 anni quello sì. e a 60 anni uno è vecchio. La domanda è veramente guarda, bellissima. Grazie Franca, perché Questa me È la una domanda segno. retorica, Questa una me la domanda segno, retorica, questa una me la domanda segno. retorica. non sa rispondere? No, cioè... Non sa rispondere. No, Tito, ha ragione la signora di Modena. No! Allora, io ho 58 anni, no? Ho un figlio che ha 15 anni. Non mio è più figlio capace. quando inizierà... 15 anni tuo figlio? Mio figlio ha 15 anni. Noi ci siamo conosciuti quando non erano ancora Io nata. ho una nipotina che ha 3 anni e mezzo, la vita, io cerco di darmi da fare, ecco, ho cercato perché ormai, ma voglio dire, mio figlio quando avrà 18 anni vorrà guidare la macchina, io non gli potrò dare lezioni di guida perché avrò più di 60 anni. Perché è vecchio. Però Può andare a lavorare. mi fa lavorare fino a 67 anni. Allora, io non faccio quel lavoro lì, ma per andare in cima a un'impalcatura, per stare davanti a un tornio 8 ore al giorno, 67 anni sono pochi, sono giusti, l'aspettativa di vita, ma siete tutti più sani. Per aiutare mio figlio a prendere la patente non posso. Tu capisci la domanda bella della signora? Cesaro, però puoi avere il poliziotto di 63 anni che deve correre dietro a un ladro di 22. La stessa roba, Raffaele, la stessa roba, Raffaele. La stessa roba. Ho detto l'impalcatura perché... Sì, ma la mia era ironia pura e povera. Ovvio. Questo è il danno. Ma se mi hanno detto che voi poliziotti dopo i 60 anni siete diventati tutti maratonetti, tutti bravi. Io sono fatto la dieta, vedi? Chi è? Venerdì dalle 21 alle 23
io sono nello studio 12 di Canale Italia a presentare, no, notizie oggi, linea sera, e dovete esserci. Se non ci siete, allora, che parliamo a fare? Dici, non fai pubblicità. Lo sto dicendo io. Canale 53? Canale 53. In tutta Italia? In tutta Italia. 913 Sky? No, 937 su Sky. Però posso dire, fate anche voi un po' di... Non potevate lasciare 913? E là lo devi chiedere... Madonna, ma ogni alle volta... frequenze. Ma è come giocare al totocalcio, uno dico... Cioè uno deve scriversi Dai, il ragazzi. PIN del telefono, Ispettore! dai, sei anziano, devi andare in Tu pensione. sei anziano. Per fare il poliziotto sì. Io sono giovane, ragazzo. Ma Io ho vuoi, finito- ma vuoi mettere il rischio che corro io sulla strada e te? Certo, io rischio anche qua, ragazzo. Io ho il coraggio di parlare. Vai dal prefetto e farti dare la scorta anche te la danno. Non ho bisogno. Te la danno. Non ho bisogno. Ha ragione Cesare. Ormai 3 bypass me ne sono messo e il motore di nuovo. E allora vai tranquillo. Corro. È vero D'Agro, corro, come Dio comanda. Pronto? Chi è? Io sono in attesa. Eccoci qua. È nato. Evviva Betlemme. Mi dica. Signora, non è più in attesa. Ah, grazie, È grazie. nato, chi è? Mi piacerebbe parlare con il poliziotto. Oh, Chi finalmente. è lei? Io mi chiamo Maria e chiamo dalla Romagna. Quale Romagna? Quale città? Ma non me lo faccia dire. Allora, Noi abbiamo chiesto il cognome, Ah, Marisa, andiamo avanti così. Madonna, Siete ma- tutti omertosi. Mi verrebbe voglia di dire... Senta, se per vedi- favore, mio marito ha fatto 40 anni di polizia e tanto per cambiare si è preso una malattia rara. Hanno voluto tanto bene a mio marito che le malattie rare sono tutte a pagamento. Certo. Ha durato, si è ammalato a 68 anni, è morto nel 95, 2005. Adesso sono emozionata, per favore aspettate un attimo. Ho pagato tutto e mi hanno detto al comune della mia città: vada in Africa, ritorni coi barconi che le diamo tutto. Mi sono informata ed è vero. Gli extracomunitari con la malattia rara di mio marito, che ha durato 14 anni e ho pagato 300 milioni perché c'erano ancora le lire, io sono rimasta piena di debiti. E adesso devo vedere che gli extracomunitari sono andata a fare la mammografia, ho aspettato 16 mesi. Capito? Sì. Non mi sto lamentando, medaglie d'oro, tutte le medaglie immaginabili che adesso se vado avanti così spero che trovi qualcuno che me le compri, perché io non ho una lira, capito? E neanche la posso chiedere ai miei figli, perché sono diventati nuovi poveri, ma non mi sto lamentando. Però a mio marito non gli hanno dato niente, quindi è l'ispettore capo, 40 anni di servizio, e mi rivolgo a deve essere uno dei sindacati della polizia: vogliatevi bene tra di voi, perché l'Italia non c'è nessuno che vi voglia bene, lo dicono a chiacchiere. Grazie. E non è cambiato niente, perché mio marito li arrestava e il giorno dopo gli passavano davanti beffeggiandolo e prendendoli in giro, e a me mi sputavano in faccia quando hanno saputo che era la moglie di un poliziotto. Mi piacerebbe tanto dire la città che la osannate tanto. perché non lo dice, signora? E noi facciamo pagare tutto. Signora, perché non lo dice? No. No, e allora andiamo avanti così. Perché devo uscire di casa dopo, sono sola. Madonna, Vabbè, andiamo, che cazzo. via, la Signora, io dico soltanto una cosa, una notizia. Pensi, questo c'è la pubblicità, però questo titolo devo leggere. Il terrorista arrestato sfilava col sindaco PD, aveva la protezione, manifestava per l'integrazione, pianificava la nostra distruzione. Il jihadista fermato a Bari ed i suoi 2 compagni sono l'emblema della nostra idiozia. A Monaco, che non sono certamente io, a Monaco tedesco, accoltella in stazione nel nome di Allah, un morto e 3 feriti. Era matto però. Lo so che è matto. Hanno detto non era sano di mente. Anche quello che aveva l'ascia per dare un pochi anni gli fanno uscire fuori. Che Italia di... E mi fermo qua perché c'è la pubblicità, fa rima, da fra poco.
Allora, siamo al rush finale. Avete sentito, avete letto qua? Intanto ragazzi, passatemi pure le telefonate così diamo un po' di vita anche alle nostre amiche e ai nostri amici che sono a casa. 049 63 11 11 e vi pregherei, se amate questa trasmissione, se volete dire le vostre opinioni, venerdì e domenica poi ci sarà Gianluca Versace, sempre dalle 21 alle 23, bravi, venerdì e domenica 21-23 su Italia 53, notizie oggi. Chiaro? In tutta Italia, canale digitale terrestre. Pronto? Posso approfittare, Vito, intanto per la signora di Pensavo prima? volessi andare in bagno. No. Oh, ti ho detto che tu sei vecchio, io no, la prostata funziona. Dimmi. Volevo rispondere alla signora, purtroppo è così, purtroppo, e lo dicevo prima quando facevo riferimento, siccome non abbiamo questa indennità di rischio, questo è. Adesso, oltre ai colleghi feriti, quando vanno fuori o vanno allo stadio o vanno qua o vanno là, il reparto mobile si trova sempre con qualche ferito o i carabinieri, non abbiamo questa indennità di rischio. Noi l'unica cosa che abbiamo chiesto come UGL Polizia, sai qual è? Quale? E questa te la do anche in anteprima. Abbiamo chiesto, scritto a Camera e Senato, chiaramente al Presidente e al Presidente anche dei capigruppo di Senato e Camera dei Deputati, di applicare il reato di terrorismo di piazza contro queste persone. Bello, interessante. Io mi auguro che questa è una trasmissione a livello nazionale, ma che venga accolta. Io mi farò promotore di questa cosa per poterti riferire se ci risponderanno, perché al di là delle manifestazioni, le persone che vengono lì vengono, a mio avviso, ne parlavo prima. Prima fino alle 8. Ecco. Questo è molto io mi interessante. intrometto perché Il terrorismo di piazza. Caselli, Terrorismo di piazza. Caselli sulla TAV aveva già applicato questo a Torino e ci sono stati molti fra coloro che in qualche modo difendevano la TAV da un punto di vista politico e culturale contro la TAV che sono opposti, ma Caselli aveva già applicato nella normativa terrorismo di strada come Come mai la legge Bossi-Fini in vigore non viene applicata o inapplicabile? Ci sono moltissimi clandestini che sono presenti nel nostro territorio da tanti anni con alle spalle decine di reati e liberi di girovagare Perché ci sono i competenti altri, ma non è possibile espellere queste persone, Fabio Canaglia. Caro Fabio, come tanti reati, si parlava fuori oggi prima, come tanti reati, e questo è uno dei mali in Italia, che sono stati depenalizzati, dal furto a tante all'oltraggio, alla resistenza pubblico ufficiale, anche il reato di clandestinità non esiste più. Questo è il problema. La legge Bossi-Fini, che fino ai tempi, agli anni scorsi, poteva avere qualche funzionamento, e parliamo anche di un problema che ha legato prima della Lega Nord, ripeto, non voglio far politica, ma quando c'era Maroni, ministro dell'Interno, lui cosa ha pensato bene? Che questi signori che andavano all'interno dei CIE, così, i centri di accoglienza, poi diventati centri di identificazione, dovevano rimanere lì nel massimo di 18 mesi. Lui cosa ha pensato? Che in 18 mesi si potesse fare l'identificazione di questi individui. Questa identificazione non era possibile neanche per 35 mesi. Questo è il problema, e noi li abbiamo continuati a pagare per i 35 mesi, ma quando poi le commissioni dovevano riconoscere questi signorini, le commissioni, sapendo, lui arrivava, dice io sono marocchino, la commissione del Marocco diceva ma secondo te questo è marocchino? Sì, però quello ha stuprato 2 donne da noi. Ah no, questo non è marocchino. Scusa,
Così Adesso funziona. vi faccio ascoltare un attimo soltanto, perdonatemi, poi passare la telefonata perché bisogna dare un po' di Funziona spazio così. anche alle persone. No, Certo. cosa ha detto questa signora? Ascoltate con molta attenzione. Ragazzi, aumentate il volume qua perché possano sentire meglio. Ascolta. Vediamo. I migranti oggi sono l'elemento umano, l'avanguardia di questa globalizzazione e ci offrono uno stile di vita che presto sarà uno stile di vita molto diffuso per tutti noi. Loro sono l'avanguardia di quello, dello stile di vita che presto sarà uno stile di vita per moltissimi di noi. Cioè, due cose. Prima io non lo so, questo non sa parlare. Vabbè, L'italiano sa ma vedi, ma non è parlare. una questione di Un discorso logico. non è il questione mio, mi di scusi, forma, Vitto, è questione di contenuto, cioè, il voglio mio sarà uno stile di vita che mi portano quelli che vogliono sostituirci. Cioè, torniamo al periodo delle caverne. È questo che volete, così potete gestire il potere tranquillamente, tanto avranno i diritti di voto, voteranno voi e chi si è visto si è visto. No, non è quello, non hanno bisogno, Vitto, che queste persone votino. Ci pensano Pensa già gli stia italiani piovendo. a votare male. Non serve che votino male i clandestini o i nuovi italiani o come li chiamate voi. Sono già gli italiani che di loro votano in maniera miserrima. Io posso dire una cosa rispetto a quello che ha detto l'amico della Polizia di Stato? Sì. Il problema in Italia non sono i CARA, non sono i CIE, non sono gli immigrati. Il problema in Italia è quello che hai detto tu prima, è che in Italia uno fa un reato, deve andare in galera, punto. Ma può essere anche di Padova, di Taranto, non me ne frega niente il colore della pelle. Dovrebbe. No, Vitto, ma guarda che è la base di ogni civiltà. Io posso, cioè la giustificazione del governo, io ero in una trasmissione, c'era un esponente del partito di governo e dice noi abbiamo inasprito le pene. Non serve a nulla inasprire le pene. Cioè, se togli i reati. Ma in Inghilterra, per esempio, hanno risolto il problema degli hooligans in un modo molto semplice, no? Allora, anche se magari non è il problema principale, comunque il sabato pomeriggio giocano, individuano chi faceva casino. Domenica mattina alle 5 li arrestavano, lunedì mattina processo per direttissima, lunedì pomeriggio carcere, ma non per 20 anni, no, 1 mese, 2 mesi, la prossima volta sono 4 mesi, la terza volta ti fai dentro 3 anni, così funziona, tu rubi una gallina, non sarà un reato, ma 15 giorni li fai in galera. Cioè loro, guarda che i poliziotti, i carabinieri, quando arrestano uno, stanno più dentro loro a compilare carte che il delinquente. Cioè il problema in Italia è solo quello, Vito, prima D'Agro l'ha detto molto onestamente, e se lo dice D'Agro assume anche una valenza diversa, perché magari noi siamo un po' più casinisti, D'Agro è una persona più posata e più ponderata. Lui ha detto, cito quasi testualmente, dalla Romania, dall'Albania, dalla Serbia, hai detto, poi hai aggiunto anche Croazia, i delinquenti vengono in Italia perché sanno che possono fare quello che vogliono. L'hai detto, D'Agro? È la realtà. Qui fanno quello che vogliono, ma non per colpa dei poliziotti che li arrestano. Poi vi leggo un'altra cosa. Di un sistema giudiziario che non li mette in galera. In Italia non bisogna fare quello che dice Bergoglio, fare ponti. In Italia bisogna fare carceri, bisogna fare prigioni, bisogna fare galere. Chi delinque va in galera. Ecco, attenzione Cesare a dire così, perché c'è chi li vuole fare i carceri, ma non ci sono né quelli della polizia penitenziaria. A me non me ne frega niente posso dirti, io, caspiterina, tu sei in Friuli, no? Sì. In Friuli ci sono centinaia di caserme dismesse. Io quelle caserme lì ci metto sul filo spinato, alto 4 metri, chi rompe i coglioni li caccio dentro lì, con o senza polizia penitenziaria. Ma stiamo scherzando? Questo è diverso. Pronto? Questo è diverso. Dai. Pronto, poi vi leggo il titolo. Tutti i diritti, nessun questo paese di Pulcinella. Buoni, pronto? No, buoni un cavolo. Io credo che un paese ospitale come l'Italia dovrebbe avere una legge molto precisa, e mi riferisco sempre agli stranieri in quanto Ma non tali. parlo di immigrati, scusi.
non parlavo No, va bene, ma io parlavo in Cesaro, genere, gli immigrati non sono tutti delinquenti, ci mancherebbe. Io parlavo in genere, chi delinque va in galera e se lei non è d'accordo mi spiace, ma non me ne frega nulla, non me ne frega niente. Se vuole che spieghi poi il mio concetto, poi dopo magari... Rapido però, dai, veloce, veloce. Ne ho avuto anch'io di parla Cesaro, non parlo io, ma fa normale. Dica, Franco, dica. Allora, va benissimo la galera. Non la sento più. Pronto? Mi Ecco. sente? Adesso Sente? sì. Mi sente? Non si agiti, si fermi lì, non si No, muova. non sono agitato, ci mancherebbe, anzi sono molto Dai, che il razionale. tempo vola, per favore, dai. Benissimo, allora, per quanto mi riguarda, invece, quando una persona che non è italiana commette un reato superiore, ipotizziamo, a 3 mesi, ok, che la pena sia di 3 mesi, va rispedito al suo paese. Ma che se non lo vuole il suo paese. Ma se non lo vuole il suo paese, dove lo mandiamo? E non come sappiamo neanche di che paese è. come si manda? Scusi, parli con me che sono della polizia. Come si manda via uno? Come si manda? Con che legge? Con che norma si manda via uno dall'Italia? Ma lei ha provato a lavorare con queste persone? Con che legge? Con che legge si può mandare via una persona? Ma come? Stiamo parlando di una riforma di questa nazione, premesso che io sono indipendentista, per cui credo che l'unica soluzione per rivoltare questo paese una volta per tutte sia quello di partire da un'indipendenza del Veneto come motore, diciamo così, principale. Quindi nel momento in cui si fa una riforma dello Stato, si fa una riforma di questa nazione Veneto, si parte con dei presupposti molto precisi. Il ministro degli esteri del Veneto andrà nei paesi dove notoriamente ci sono qui persone appunto che sono poco raccomandabili, e si fanno degli accordi e si rispediscono. Bisogna cominciare a ragionare con la testa e non con la pancia. Questo è il mio programma, il mio progetto. Grazie. Camillo da Padova, Cadone e via discorrendo. Volevo fare solo una battuta, un piccolo inciso, sempre per battuta. Ecco, quando arrivano tutti questi, siccome ne arrivano tanti clandestini, non si può fare una nave, siccome buttano via i documenti naturalmente, allora fare una nave, portarli in centro oceano e lì facciamo... No, dai. Che c'entra questo, per favore? Prendiamo l'ultima telefonata e buttare giù al mare. Siamo seri, per la L'ultima telefonata. La Svezia che vuole fare il rimpatrio adesso di molte, perché si sono accorti, 70.000 persone. Gli svedesi, che io credo nell'efficienza svedese molto di più che nell'efficienza italiota, giusto? Gli svedesi sono accorti che per rimpatriare 70.000 persone su un aereo non ne puoi mettere 300, ne puoi mettere massimo 50, ma devi metterci 50 poliziotti anche, perché sei su un aereo, questo qua se si incazza mentre sta volando l'aereo, ragazzi, ci vuole un poliziotto e un altro. Quanto costa sta roba qua? Cioè pensate, quindi quando parla Salvini rimandiamoli a casa, come? No. Cioè la nave, sì, metti 100 immigrati, 100 poliziotti, minimo. No, deve essere sempre il doppio. Il doppio, Lucio, 200, intanto una bella cosa sarebbe non mandare le nostre navi militari a 3 chilometri, a 2 miglia dalla... L'ultima telefonata allora, già sarebbe un bel inizio quello lì. Ultima telefonata, pronto? Già sarebbe un buon inizio. Buongiorno Vito, sono Michela da Bari. Dica Michela. Senti, Vito, volevo soltanto dirti una cosa, tra tutto quello che dici stamattina condivido al 100%. E io ho seguito le tue puntate, venerdì scorso e l'altra. Devi mettere la grinta che metti la mattina, ma stamattina il parterre è stupendo. Se lo metti la sera avrai un ascolto pazzesco. Va bene, metteremo la grinta anche là. Una buona giornata. Grazie, pensavo di fare una cosa diversa, allora io ho detto romperò le balle anche lì. Allora ormai hai i bioritmi mattutini te. Sì. Ma poi mi verranno un po' la volta anche la sera, sta credere. Ho bisogno di gente combattiva anche lì la sera, non devono fare i gessati, devono rompere le balle anche loro. Prego. Parlando proprio delle convenzioni fatte con paesi, di gente che magari clandestini che vengono accusati in Italia e condannati e possono essere rimpatriati, molti vogliono rimanere nelle carceri italiane perché è meno duro e possono utilizzare poi e siccome spetta a lui scegliere, difficilmente sceglie di tornare nella patria di origine perché
patrie galere sono più salubri, ma soprattutto c'è la possibilità con condoni e quant'altro di uscire presto. Bravissimo. Professore, se È hanno esattamente hanno così. protestato Esattamente perché così. non avevano il wifi, hanno protestato perché a Piancavallo faceva freddo, Sì. hanno protestato perché il mangiare non era buono. Raffaele, hai ragione, ma il problema è non loro che protestano, è noi che gli si dà retta, è quello il problema, perché se sti qua dicono non mi piacciono gli gnocchi con ragù, ma non ti do niente per una settimana e vediamo se non ti piacciono gli gnocchi. Bravo, allora abbiamo finito. Bing bang. ha Siamo noi il detto. problema, non loro, Raffaele. Grosso problema. Sono contento di come è andata la mattinata. Io no. Io no. Perché no? Perché ti ho fatto il provocatore? Hai fatto Beh, fa parte del mio mestiere, dai. Scherzo. No, è Devo stata una bella provocare, mattina. se no non viene fuori. Guarda che bella giornata, Ecco, mattinata. appunto, sta piovendo fuori, mondo ladro, eccetera, eccetera. Grazie professore, grazie Bruno. Grazie a voi. Grazie padrone di che poi? Ma di non lo che? so. Delle braghe Grazie bianche. Lucio Chiavegato. Signori, se non vi sento, dico agli altri che non chiamano, venerdì sera mi incavolo. Se vedo l'indomani che gli ascolti sono pochi, dico allora cosa serve? Uno studio, 8 persone che lavorano la sera, insomma, vediamo un prodotto molto bello. Dallo studio 12 di Canale Italia di Via dell'Industria numero 9, notizie oggi, linea sera. E seguiteci. Buona salute a tutti. Bye.